Breve pausa dalla pioggia battente per il taglio del nastro del nuovo ponte sul Brenta lungo la strada provinciale 47 Valsugana, con Luca Zaia, presidente del Veneto, i padroni di casa, i sindaci di Curtarolo, Martina Rocchio, Piazzola sul Brenta, Walter Milani, ma in prima fila ci sono gli amministratori della provincia di Padova che hanno fatto fronte comune per l'arrivo di questo giorno. Io ho solo la fortuna di dire, oh che bello, finalmente un'opera è stata fatta velocemente, senza incitare, senza bravi. Sul piatto 4 milioni di euro, 3 milioni dalla regione grazie ai fondi VAIA, 1 milione dalla provincia di Padova. Noi abbiamo dato via il cantiere l'8 ottobre del 2021, ci aveva messo un anno, ma il cuore del cantiere è durata di fatto un poco meno di 5 mesi, quindi una grande velocità, grande e sublime gestione del cantiere e direi che i risultati si vedono. Abbiamo risolto un punto nero nevralgico del Veneto, non della viabilità di Padova. Il 2 luglio eravamo qui e abbiamo visto l'esplosione e la disintegrazione del ponte che adesso abbiamo sotto i piedi. Il 3 dicembre siamo qui che lo inauguriamo, questa è l'efficienza e il modello del Veneto. 14 mesi di cantiere per il nuovo ponte sul Brenta, 5 mesi per la realizzazione del manufatto, tempi velocissimi resi possibili dalla gestione commissariale dei fondi. 50.000 veicoli in transito ogni giorno su questa arteria che serve una delle aree a maggiore densità industriale di tutto il Veneto. È un ponte modernissimo che è l'avanguardia, è stato totalmente rifatto, è una infrastruttura completamente nuova e quindi insomma, sicuramente sarà in grado di reggere non solo i volumi di traffico ma anche i pesi. L'occasione per dare un annuncio sulla pedemontana. Annuncio che per fine anno sarà collegata all'autostrada A27 e nel 2023 arriveremo a Montecchio, quindi con il completamento di questi 94 km e mezzo che attraversano 36 comuni del Veneto con 14 caselli.